Allora, contro la mossa B4 abbiamo visto la risposta E5, ma c'è anche dell'altro. Una delle più, diciamo, cruente che porta subito allo scontro è sicuramente data dalla linea A5. Allora, il bianco ha voluto giocare B4 sempre per il solito motivo, ovvero quello di riuscire a fianchettare e prendersi anche dello spazio sull'ala di donna, mentre il nero, appunto, spinge il pedone di torre per creare subito una minaccia. Ovviamente al bianco non va bene cambiare, altrimenti apre subito la colonna di torre, facendogli attivare subito così un pezzo pesante in apertura, che darebbe un grandissimo vantaggio al nero. Quindi come si risponde? L'unica risposta possibile, ovviamente A3 non va bene perché dopo il cambio di pedoni il bianco perde la torre, C3 non è neanche una delle migliori, l'unica veramente è quella di spingere avanti. B4. Ok, ora come può proseguire il nero? Può proseguire per esempio con B6, che è una delle mosse che consiglio, fianchettare e continuare poi con E6, sviluppando l'alfiere camposcuro, cavallo, arrocco, ottenendo così un gioco piuttosto tranquillo. Se invece si vuole passare subito all'azione e in varie complicazioni, si può giocare C6. C6 ovviamente non ha lo scopo di andare a catturare questo pedone immediatamente. Anzi, sarebbe meglio se il bianco catturasse il pedone del nero, dopodiché il nero ricatturasse il pedone. Tuttavia, dopo pedone per B5, come proseguirebbe la partita? Allora, infatti il bianco gioca E4 sia per controllare il centro sia per difendere a distanza con l'alfiere campochiaro in F1 il pedone. Dopo pedone per B5 seguirebbe alfiere per B5 facendo sviluppare un alfiere gratuitamente al bianco. Quindi per ora la situazione qui di pedoni rimane così, perché per ora è vantaggiosa rimanere così per entrambi i giocatori. Bisogna giocare dell'altro. E5. E5 serve ad ostacolare un'ulteriore avanzata di questo pedone e serve ovviamente anche a liberare l'alfiere camposcuro. D4, questa è una classica mossa, ovvero quella di affiancare i due pedoni, e questa è una spinta veramente molto aggressiva da parte del bianco che ci sta molto bene in questa posizione. Qui l'alternativa migliore da parte del nero è quella di cambiare e a questo punto o si può riprendere di donna o si può riprendere questo pedone in un altro momento, tanto qui il bianco ha sotto controllo la situazione, prima o poi quel pedone se lo riprenderà. Quindi può permettersi il lusso di non andare subito all'attacco con la regina in D4, ma aspettare alfiere in fianchetto in B2 con lo scopo poi di andare a catturare questo pedone. Ora il nero non starà lì a cercare di difendere a tutti i costi quel pedone, anche perché ormai è un pedone perso. È inutile andare a cercare, che ne so, di giocare donna F6 con l'intento di proteggere questo pedone quando poi si ritrova sotto attacco a raggi X da parte dell'alfiere, anche perché dopo cavallo F3 abbiamo due pezzi del bianco che vanno ad attaccare questo pedone. Quindi il nero deve giocare tutt'altro. Alfiere B4 scacco. Ora cavallo D2 può essere una buona difesa, ma tappa le ali alla donna che non può più andare diritta. Perciò C3 è una delle migliori soluzioni. Quindi altro sacrificio di pedone, cambio. A questo punto alfiere sicuramente, altrimenti con il cavallo ci andiamo ad auto-inchiodare e bloccare l'alfiere. E a questo punto si può procedere anche col cambio, però va benissimo anche cavallo F6. Tanto dopo il cambio e il pedone per B4, il pedone B4 va a occupare le case A3 e
e C3, ovvero le case dove può essere sviluppato il cavallo in B1, quindi va benissimo anche questa mossa qui. Cavallo F6 ovviamente per andare sia ad attaccare il pedone E4 sia per andare a difendere il punto G7 che prima era sotto minaccia da parte dell'alfiere in C3. Qui la situazione si fa veramente molto complicata. Ora c'è questo pedone sotto attacco che però in realtà non lo è, perché comunque dopo pedone per E4 possono seguire varie inchiodature come donna E2 poi seguita da F3, insomma qui ci sono veramente molte complicazioni e queste che seguono è solo una delle tante possibili continuazioni. Donna D4. Perché questa mossa? Allora, donna D4 perché innanzitutto la donna è piazzata al centro ed è inattaccabile per ora e protegge sia l'alfiere C3 sia il pedone E4, ma allo stesso tempo attacca sia con l'alfiere che con la donna l'alfiere B4, quindi il nero deve prendere provvedimenti. In che modo? Donna E7, bellissima. La donna E7 protegge il suo alfiere, allo stesso tempo crea un altro punto di attacco su E4. Qui la partita veramente può proseguire in moltissimi modi. Ora c'è questo punto da difendere che può essere difeso anche con F3 oppure anche con cavallo D2. La partita si fa veramente complicata e non so quanto ti convenga utilizzare questo sistema. Ora D5 andando ancora a fare pressione su questo punto e qui veramente il gioco si fa duro. A4 oppure si poteva spingere in E5. Ecco, a questo punto la situazione si fa veramente molto complicata e ti sconsiglio di entrare in queste complicazioni quando un'apertura come B4 non ne crea affatto.